Buonasera, se Don Lorenzo si siede, grazie. Buonasera a tutti, adesso cominciamo. Gli amici, quanta roba ho in tasca qua? Per quelli che ci seguono da un paio d'anni, forse ricorderanno il lavoro di 2 anni fa a Piazza dei Leoni, dove c'era un gruppo che si esibiva con balli tipo break, pop, adesso dimmi se sbaglio. No, ecco. Per quelli che ci hanno seguito l'anno scorso probabilmente ricorderanno certe scenografie un po' articolate, tipo i movimenti delle sedie, il filo rosso, quei movimenti lì. Bene, loro, lei, Francesca e Mattia è dietro che sta facendo il voodoo, non si sa, sono i 2 coreografi amici che ci hanno supportato sia con i balletti che con quel balletto dove si era rotto mio figlio, se qualcuno si ricorda, lo dopo, lo sciancato. Ecco, quest'anno ricambiamo il favore. Loro hanno aperto da settembre? Sì. Da settembre una scuola di danza qui alla Sacra Famiglia, per la precisione? In via Narni. Ecco, in via Narni. Probabilmente avrete visto fuori sotto la nostra locandina entrando, oppure uscendo potete leggere meglio il loro manifesto, diciamo, che si chiama Atelier 54. Atelier 54. No, siccome io ho una certa età, le ho detto vieni fuori, che mi dici, se no mi dismetto. Devo dire qualcos'altro? No, ci fanno un piccolo regalo, è un fuori programma, dura pochi minuti, fanno 2 balletti consecutivi in sequenza, diciamo che non c'entra niente con quello che faremo noi dopo. Nel frattempo io vado a trasformarmi. Vi auguro buona serata, vi vedo sorridenti, chissà che lo siate anche dopo. Freaky black beauty, pretty personalized for you, twerk it out, got me leaning back. I hit the street easy in my seat, lightning on my feet, breezy like the evening. Bang, I'm on the launch pad, fill up one blast, pretty strong shell, cock back and loaded. Bang, tap boards on body awesome, it's the way that you come that got me golden. Bang, I'm on the back roads rolling, I'm playing back all the magic moments. Wanna see your mom get on the shot and shot. I wanna see your love, just can't help myself. I wanna see your mom get on the shot and shot. I wanna see your love, just can't help myself. Whoa, whoa, whoa. Freaky black, freaky black.
sauter. Et c'est seulement pour tous les gens qui aiment danser. Alors, n'arrête pas de bouger ta tête sans arrêter ton corps. Le son de cette musique arrive par le profond de mon cœur. Alors bougez, bougez les mains, les pieds, les mains et puis le corps. Essaye de sauter plus vite et en même temps s'échauffer. Alors Eh sì, vi starete domandando perché non accada nulla, perché non si cominci, ma stanno aspettando noi. Su quel palco saremo noi ad andare tutti insieme. Ah sì, scusate, non mi sono presentata, avete ragione. E del resto, cos'è che potrei dirvi? Un nome? È un nome, un'etichetta che volete? Vabbè, potete chiamarmi Vita. Soddisfatti? Ma che cos'è un nome, un'etichetta se non ci intendiamo sul suo reale significato? Nulla. Ad esempio, quando io dico vita, non dovete pensare esclusivamente e riduttivamente al suo significato biologico. No, vi siete mai interrogati sulla complessità
degli intrecci, di tutti quegli eventi casuali che hanno determinato la vostra vita fino ad oggi. Avete mai pensato alla moltitudine di combinazioni che hanno fatto sì che un qualsiasi evento del vostro passato si realizzasse proprio in quel modo? Ad esempio, come si sono conosciuti tuo padre e tua madre? Ad un colloquio di lavoro? Ma non è finita tutta lì, vero? È stata assunta lei. E siccome lui c'era rimasto male, lei lo ha invitato a mangiare una pizza. E da lì. Non è vero? Ma hai mai pensato cosa sarebbe successo se non fossero andati proprio entrambi a quel colloquio di lavoro? Oppure se non fosse stata assunta lei? O se lei non l'avesse invitato a mangiare una pizza? O se lui, non lo so, per un eccesso di orgoglio avesse rifiutato? Probabilmente non si sarebbero mai messi insieme. E tu non saresti mai nato. E se ci pensate bene, questo vale per ognuno di voi. Sì, certo, voi mi direte, certo, questa è la vita. Appunto, questa è la vita. E non pensate che sia una gran bella vita la mia, eh? No. Riuscite a immaginare cosa significa gestire tutti quegli intrecci, tutte quelle casualità? Con il risultato poi che voi non siete mai contenti. Intendiamoci, ci sono anche dei momenti di grande soddisfazione. Ad esempio, si ricorda quando tanti anni fa, dopo tanti anni di vari tentativi, quando ormai anche l'ultima speranza era finita, lei si è accorta di aspettare un bimbo. Si ricorda, signora, che bella emozione? Che credete che abbia gestito tutte quelle casualità? Oppure, sì, proprio tu, l'altra settimana per l'interrogazione di italiano, quando ti ha chiesto proprio l'unica cosa che avevi ripetuto il giorno prima, chi credi che si sia preso la soddisfazione di darti una mano? Quando una parte di me entra in ognuno di voi, lì è cominciata la magia. Lì hanno cominciato a prendere forma le ragnatele delle vostre vite, delle vostre storie, delle vostre esistenze. Però ora, per una volta, vorrei condividere con qualcuno, con voi, le storie dei nostri personaggi. Sì, perché saranno i vostri pensieri, le vostre emozioni, le vostre storie, le vostre vite ad entrare nelle loro. Ma non preoccupatevi, vi darò una mano io, ho una certa esperienza in questo, vedrete, andrà bene. Come prima cosa, quasi vi ripresento. Cominciamo proprio dalla protagonista, Atena. È una giovane ragazza piena di vita, di energia, solare, una macchina di positività, ma fatica un po' a vedere gli altri, i loro problemi. E poi qui invece troviamo Ilaria, l'amica di sempre, e Lara, l'amica un po' invisibile. Qua invece, eccolo qua, Leonardo, detto Leo, il fratello più piccolo di Atena. Come potete vedere è sempre molto impegnato. Sì, col cellulare e la PlayStation. Non parla molto, e quando lo fa non si capisce quello che dice. E poi troviamo Maria Vittoria, Mari, la sorella gemella di Leo, che con l'amica Paola e l'amica Elena tentano invano di far studiare Leonardo, almeno un po'. Gli altri ve li presenterò in seguito. Adesso volevo regalarvi una piccola magia, un omaggio ad un'amica la cui vita è sfuggita al controllo di tutti, anche al suo.
Poi d'improvviso il sonno mi prese, ma qualcuno per fortuna o per sventura mi risvegliò. La vivacità svanì dallo sguardo, l'anima si fece opaca, spenta. Beh, questo era solo un omaggio. Adesso direi di entrare nella vera storia, nella vera vita di Atena. Laura, puoi cantare? Vieni a studiare, non mi hai sentito? Dai, lascialo perdere. Laura, piango con la fare, ti rendi conto che domani abbiamo compito di matematica? Sono settimane che non fai un cavolo. Adesso arrivo, finisco un attimo, intanto voi tirate fuori. Ma cosa credi che sia la tua serva? Ragazzi, calma, dai, adesso vengo io a darvi una mano, eh? E tu, Leo, piantala con quel gioco, per piacere, eh? Per piacere. E mi raccomando tu. Ma ascolta, lui non ha mai voglia di fare niente. Ila, sarà sicuramente Nicola, vai a aprire tu visto che ci sei e visto che sei in cucina, prepara anche uno spuntino. Però ti ricordo che Nicola è tuo amoroso, non il mio. Ila, grazie. E visto che ci sei, preparami anche un caffè che sai che senza quello non vivo. E tu, smettila di urlare, sai benissimo che se papà ti sente sai come va a finire, eh? Ancora, te lo devo dire. Mavi, ma è sempre lui che non ha voglia di fare. Mavi. Cos'è che dovrei dire? Niente. Come niente, se sai benissimo che sono roba che mi fa nervosi. Ma niente papà, è sempre la solita storia. Loro domani devono fare il compito. Leo ci mette sempre un po' prima di mettersi a studiare. Ma tu tranquillo, poi ci penso io, dai. Tu vai, dai. Jawohl, mein Führer! Signor principessa, ja, vado! Ma che dovete fare per domani? Abbiamo compito di Compito di matematica è la mia passione! Andate qui, io volentieri! Ma sì, dai, mi è sempre piaciuto! Ditemi, cosa dovete fare? Vi volentieri! Analitica, rette e circonferenze. Ma sì, dai, abbiamo il compito sulle circonferenze, sulle rette e sulle rette tangenti di circonferenze. Bellissima, analitica, vedete? No, papà, è sempre la solita storia, che dopo voi Leo vi mettete a discutere, a litigare, è sempre la solita storia. Invece che dici di andare in cucina a preparare uno spuntino, eh? Ma tu veramente mangi qualcosa? Dopo allenamento. Atena, ascolta, te lo dice sempre anche tua mamma, non puoi esagerare, non puoi chiedere troppo al tuo fisico, stai attenta, fai la scuola, gli allenamenti di pallavolo, le partite di pallavolo, gli amici, e poi cos'è che hai? Ah, il comitato di quartiere, e il pianoforte, hai la parrocchia, e una magica, poco niente, non puoi andare avanti così. Non vedrò di darmi una calmatina, vai in cucina, dai, dopo vi raggiungo. Va bene. Peccato però perché l'analitica mi piaceva proprio, vado in cucina. E tu? Vedi di mettere un po' posto in camera tua. Ho visto che hai ancora il letto da rifare. Se lo vede tua mamma stasera quando torna, la senti dopo, eh? Se me sta bene così, infine quella è camera mia o no? Sì, ma se non tiene pulita ogni tanto, signorino caro, la puzza arriverà ovunque. Te la sistemo io dopo, dai. Va bene, cioè il signorino non può nemmeno Mavi, per piacere. Mavi, per piacere. Vediamo invece che esercizio avete da fare, dai. Il compito sarà principalmente sulle circonferenze, sulle rette e sulle rette tangenti delle circonferenze. Bene, Paola, brava. Allora, se vi chiede di determinare una retta passante per un punto e tangente alla circonferenza, voi che fate? Allora, io lo so. Allora, facciamo sistema tra le cose. Prima. Guarda se il punto è esterno e interno sulla circonferenza. Ci vai ancora qui. Sì, no, adesso vado, però è vero che è quello che Sì, era quello che volevo sapere, ma adesso lasciaci fare, bene. Avete capito? E invece se vi chiede di determinare se un punto è interno, esterno o appartenente alla circonferenza, voi che fate? Beh, sostituisco le coordinate nell'equazione della circonferenza. Se risulta 0, il punto è sulla circonferenza. Se è positivo, il punto è esterno alla circonferenza. Se è negativo, il punto è interno alla circonferenza. Bene, bravo. Io non ho combinato.
Perché se il punto interno allora significa negativo? Adesso ve lo spiego. Grazie. Allora, l'equazione della circonferenza è data dalla differenza del segmento che va dal centro al punto dato e il quadrato del raggio. Se la differenza viene un numero negativo, allora il punto interno. Se la differenza viene un numero positivo, allora il punto esterno. Non ho capito, vuoi ripeterlo per favore? Una matita, grazie. Allora, data la circonferenza, ok, centro, punto, l'equazione della circonferenza è data dalla differenza del quadrato del segmento che va dal centro al punto e il quadrato del raggio. Ok. Se la differenza viene un numero negativo, allora il punto interno. Se la differenza viene un numero positivo, allora il punto esterno. Ah, ok, ora ho capito. Perché non... Bene, adesso dice. Anch'io, ma guarda finalmente, brava te, quando avevo spiegato per me proprio, guarda, non avevo capito niente, come al solito. Bene Ida, non è venuta più che mai. E invece di là in cucina come va papà Nicola? Tuo padre continua a ripetere di quanto gli piaceva fare matematica, Lo so, di lo so. Mentre Nicola non vede l'ora di trovare una scusa per farti andare di là. Dici che lo sto trascurando troppo? No, dico che se continuerai così lo perderai. Cioè, allora, in una relazione bisogna che venga Va bene, di là dopo vado di là, Va bene. E invece, vediamo magari qualche esercizietto a queste ragazzine, eh? Sì, dammi il libro. Dammi il libro. Allora, direi questo e poi questo. No, sempre su più lei. Questo e basta, dai. bene, allora che dici di aiutarmi tu un po' in matematica? No, dai. io non mi ricordo niente, poi se la devono cavare da soli, poi devo vedere come te la cavi con Nicola. Sì, andate. Ciao. Io però non ho capito una cosa. Non so voi, però io non l'ho capita. Se il punto è interno non ci sono tangenti e fin qui ci siamo. Ma se il punto è interno o è esterno o è sulla circonferenza, non si fa sempre con il delta uguale a 0? No, ma c'è proprio scordatelo sto metodo. Cioè, o meglio, puoi anche fare così, però in un certo senso non ti conviene per niente. Se il punto è sulla circonferenza, fai tanto prima calcolare la retta perpendicolare al raggio. E se il punto è invece esterno, allora ti conviene calcolare la retta distante dal centro come raggio. Cosa hai detto? Ma comunque non è sempre meglio fare con il delta uguale a 0. Cioè così faccio un unico modo per tutti i casi. Sì, ma se fai così a portare non piace. Se fai sto metodo, non ti dico una cosa. Cosa ti avevo detto? Sei andato quasi subito. Sapevo benissimo sarebbe venuto solo per un salutino. E per uno spuntino, Tera, in una relazione devi coccolartelo un po' il moroso. Che disastro. Vabbè, piuttosto, ci andate alla festa di Cecilia? Ma scusa Atena, ma non hai la partita tu sabato? Ma che palle con queste partite. Poi non dovevi andare con Nicola. Ma tanto, giochiamo in casa, finisco presto. Ma non è alla sera? Finiamo per le 10:30, 11, quindi tranquille. Io alla festa ci vengo e vi raggiungo direttamente da Cecilia. Tanto Nicola verrà sicuramente a vedermi. Brava te. E ti dirò di più. Andremo a bere e a divertirci tutti insieme, senza problemi. Senza problemi. E invece, se andassimo prima tutti insieme a vedere la partita di Atena e poi la festa? Bell'idea. Si può fare, si può fare. Scusami, no. Cosa fai adesso? Ma come? Cioè, scusa, a parte il fatto che non ci credo assolutamente, cioè potresti farne un altro intanto, no? E perché scusa? Ma come perché Leo? Un esercizio lo puoi fare? Ragazzi, calma, per piacere. E Leo, hai finito gli esercizi? Cosa? Voglio dire, hai finito tutto? Sì. Se lo dici tu. E voi invece? Bene? Come va, no? Bene, dai. Ma com'è che lei non fa niente? Bah, guardi, ma non si preoccupi, lui è sempre così, anche mio fratello è la stessa cosa, sempre preso dai videogiochi e quelle robe là. E più mia madre glielo dice, peggio è. Bisogna lasciarli stare. Ma Ne sei sicura? No, ma lo spero. ecco appunto, e io dovrei stare tranquillo. Dai, papà, dai. Dai cosa? Piuttosto, posso chiederle una cosa? A me? Sì.
Cosa? Sì, ma stavano parlando che per trovare la tangente si può fare il sistema mettendo il delta uguale a 0. Non l'ho mai capito, me lo può spiegare? Ah, certo, volentieri. Guarda, oltretutto è un ragionamento che ti servirà anche quest'anno, perché vedi, il punto nasce da un concetto. Se tu devi cercare i punti che stanno contemporaneamente su due curve, le loro coordinate dovranno soddisfare contemporaneamente le due equazioni, quindi... Papà, potrai spiegarglielo anche un'altra volta, tanto sicuramente le servirà. Grazie. No, va bene, a parte gli scherzi. Io sono in ritardissimo per l'allenamento, quindi devo assolutamente andare. Vabbè, allora io quelli qua li vado di là che ho del lavoro da fare. Non mi sembrano che messi abbastanza bene e... Tu la vieni con me? Sì. Ascolta tu, Va bene, devi fare qualche altro esercizio, devi mettere un po' qua in camera tua, Ciao. Sì, ma sì, va bene, ragazzi, se avete bisogno mi chiamate, sono di là che devo lavorare. Certo. E no, sono in ritardissimo, devo andare all'allenamento. E dopo ti vedo a mangiare qui a cena? Sì. Ma tu mi dico Nicola. Mi ha mandato un messaggio che questa sera non poteva. Guarda, te l'ho detto, se non gli puoi stare dietro, non puoi pretendere che... Senti, io va bene così, se io non gli vado bene, amen. Bene, che non hai problemi. Cosa vorresti dire, scusa? Perché non devi fare niente per farti accettare, per piacere. Ma dai. Dai, non dimmi che non te ne rendi conto. Dai, andiamo, per cortesia. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi, siamo tornati e Ila si ferma qui a mangiare uno spuntino. Mamma? Ma Leo sta ancora facendo i compiti. Sì, e ci ha anche spiegato bene i vari modi per trovare le tangenti. Ah, e papà invece? Guarda, no, per favore, siamo riusciti a disinnescarlo. Ma in camera sua? Sì, sono riuscito a disinnescarli e no, non si è ancora rifatto la camera. Che palle con sta camera! Che non ho io che palle, ma insomma, che cosa ti costa tirarmi sul letto, aprire 5 minuti la finestra, mettere in sporca mutande, magliette, calzine, che volare tutto per terra. Dopo viene dal comando e si cava, hai ragione, sono sempre le stesse cose che ti diciamo. Ma dopo lo fa! Ma sta zitto almeno per aver posto io la camera, no, porca miseria, sempre la stessa cosa con te. Sei proprio stupido! Ma saremo di poco invece, no, dimmi, ma cosa sei? Leo, a volte veramente basterebbe così poco. Ma anch'io ho i miei problemi! Ma sì, lo so Leo, ma non puoi andare continuamente avanti a dirgli un attimo, un momento, lo sai che lo fa andare in bestia. Vabbè dai, io e Ila ci mettiamo lì e balliamo un po', lo lasciamo in pace. Sempre di lì a quel rapporto da tuo padre e tuo fratello. E non hai mai sentito mia madre? Vabbè, ma tu li vedi così, ma in realtà... Vabbè, insomma, invece ho sentito di un certo Filippo. Ah beh, intanto è un gran figo. Strano. Sì. Poi cosa ti posso dire? Ha 6 anni più di noi e lavora già da 2 come rappresentante di articoli sportivi e infatti è proprio in quell'occasione che l'ho conosciuto perché era andato da Decathlon e nel reparto dell'equipa lavoro e lui stava parlando con un atleta di quell'area e io sono venuta ad ascoltarli così da cosa famosa. E ma fa sport? Sì, cioè no, nel senso che faceva rugby, poi si è fatto un infortunio, però domenica andremo a vedere una partita. Ma a te non piace il rugby? No, il rugby no, lui sì. Cioè, aspetta, tu mi stai dicendo che tu vai a vedere una partita di rugby, non ti piace il rugby, ma vai solamente per stare con lui? Sì, certo, e ti consiglio di fare lo stesso con il tuo amico Nicola. No, mi mostrerei falsa. Ma come sei rigida? Non è una questione di essere falsi, è una questione di capire le esigenze degli altri. Ma no, semplicemente gli farei capire che mi piace una cosa che in realtà non mi piace e mi mostrerei falsa. Scusate ragazze, vi interrompo. Allora, noi abbiamo finito di studiare. Ma non mi fermate a cena e poi no, infatti a studiare? Ma anche solo a spettegolare. Taci, va. Sì, cioè no, non mi posso proprio fermare a cena, però dopo a casa studio un altro po'. Entrambe le risposte sbagliate. Io credo che andrò a casa a dormire, cioè non ho nessuna voglia di mettermi qui a studiare, sono stanca ragazzi, quindi brava. Va bene, non insisto. E invece se niente se papà ha preparato la cena? No, ma potremmo chiedere a Leo se può andare di là, vedere se ha bisogno di qualche Per carità. Va bene allora ragazze. Allora, ciao e in bocca al lupo per domani. Non si dice crepi. Perché?
dire in bocca al lupo e poi dire crepi allude al fatto che la lupa porta lontano dai pericoli i suoi bambini, quindi non si dice crepi. Mamma mia, ma sa tutto anche sui proverbi. Non è un proverbio, è un modo di dire. Paola, Elena, ciao, buona fortuna. Non si dice. E allora cura la maniera che sa che almeno questa crepi. Andiamo a farla tavola. Meglio. E Leo, tu potresti anche dare una mano, eh? Io sarei quella che Ti ricordo che un attimo, un arco di tempo che tende a infinito. Mentre Leonese vuol dire non ci penso proprio. Almeno per piacere, fai in modo di aver finito prima che arrivi papà, eh? Dai, faremo questa tavola più veloce. Papà? Sì? Papà, guarda, noi abbiamo quasi, diciamo, finito di preparare la tavola, stiamo parecchiando. Hai bisogno di una mano? No, non importa, grazie, adesso arrivo. Va bene, intanto ne fermo qua un attimo. Devo mancare... Eccoci qua. Immagino che quando tu dicevi noi intendessi voi tre. Leo, è in tavola. Ma cos'è un déjà vu? No, non è un déjà vu, succede proprio tutte le sere e si va avanti fino a quando qualcuno non si arrabbia. Leo, te lo ripeto per l'ultima volta, è in tavola. Vabbè, Che cos'è? ma Bene? Cosa devo bere? Vorrei sono... No ragazzi, per favore, non la roti, dai. Voglio vedere. Anche, non so, ma ti butto sopra in maniera. Ma cosa ti hai preparato di buono? Ma niente, guarda, ho solo riscaldato delle cose che aveva fatto mia moglie. Comunque, dell'arrosto con delle patatine. Possiamo prendere? Leo, te lo dico l'ultima volta, è in tavola. Sì, finisco di salvare subito. Sì, quel gioco lì proprio mi dà un fastidio, non ne parliamo con sua mamma. È vero che pensa che qualche anno fa, durante delle vacanze di Natale, mi sono messo anch'io a giocare con loro. Come si chiamava quel gioco? Ah sì, Crash Bandicoot. O forse, sì, Crash Bandicoot. Pensa, ma così è tanto per stare insieme, in compagnia. Pensa che mi ero così appassionato a questo gioco, se neanche io potevo dire. È un arrosto, grazie. Tieni l'arrosto, adesso me ne... No, dai, voglio io. Ti lascio tutto l'origine. Grazie, neanche a me. Grazie. Dicevo che... Buon appetito. Sì, buon appetito anche a voi. Non credo che sia tanto buona educazione dire buon appetito. Va bene. Allora, no, stavo dicendo che qualche anno fa mi sono messo anch'io a giocare con loro. Il gioco mi ha così appassionato che una sera sono andato alle 3 di notte. Da allora ho deciso che non avrei più giocato. Leo, ti vuoi muovere? Eccomi. Miracolo. Come va il vostro compito di matematica? Siete preparati? Sto mangiando. Benissimo. E il vostro allenamento di pallavolo? Bene, non c'era l'ultimo giorno. Il sabato abbiamo la partita. Non credo, insomma. L'allenatore ha detto che il sabato alla partita verrà a vedere un osservatore alla Coppa delle Verrà a vedere tutte. No, insomma a vedere proprio te. Ma questo come si comporta? Non comporta niente. Però poi la Coppa Pedretti è una squadra della A1 e potrebbero proporre di andare a giocare con loro a Bergamo. a Bergamo! Certo, la Coppa Pedretti di Bergamo, Sì, questo l'avevo anche capito da solo, no, ma dico fino a Bergamo devi andare. Ma intanto io penso che il problema sia un altro. Beh, insomma adesso non degeneriamo. Innanzitutto non è detto che io gli piaccia. Se non è una cosa, non è detto di conseguenza quindi che mi proponga un contratto. Però in caso... Sì, appena però ascolta. Io capisco che la cosa ti entusiasmi, che ti piaccia l'idea, tutto quello che vuoi, però promettimi una cosa, che se la cosa dovesse accadere, se andasse bene,
vedrai di dare una regolata a tutti gli impegni che hai. Dai, cerca, non so, dare delle priorità, rinunciare a qualcosa. Va bene papà, vedrò di darmi una calmatina in casa, ci penserò bene, tranquillo. Però stiamo sempre parlando della Serie A1. Tu sei una vera amica. Sei fatta per risolvermi i problemi. Perché una superuomo Tu hai problemi. Tu sei il mio problema. Ma siete proprio sicuri di essere amici qua? Dai, ti faccio. Ascolta Leo, prenderesti piantarla con quel cellulare? Cioè, almeno finché stiamo a tavola, mi piacerebbe conversare un po' insieme, insomma, è ma può anche essere che tu ci stia ascoltando. Però vedi, quando parlo con qualcuno, a me piace guardarlo negli occhi, non dover sempre condividere le mie attenzioni con quei cosi là, che i rapporti sono stati. Ecco appunto. Papà, volevo dirti che sabato arrivo in ritardo a casa, intendo, perché c'ho la festa di Cecilia. Ascolta appena. Te l'ho detto anche prima, e te l'ho detto anche oggi pomeriggio, e te lo dico sempre anche a tua mamma. Non puoi chiedere troppo al tuo fisico, fai troppe cose, e la scuola, gli elementi di pallavolo, e le partite, e gli amici, e il comitato di quartiere, e il pianoforte, e poi e la parrocchia. Insomma, poi mangi poco niente, guarda anche stasera. Va bene, papà. Magari hai mangiato già di più. Però ci dimentichiamo sempre di una cosa. Il moroso. Vabbè, se si tratta del moroso, se si tratta del moroso, si tratta del moroso, Smettetela. Comunque, io quasi quasi vado di là e di lavorare. Dopo sparecchia Leo, no? Sicuro? È proprio. Vabbè dai ragazzi, non bevete vino, mi raccomando, che devo stare con me. Io devo guidare, quindi. Notte. Buonanotte. Notte. Bene, allora che ho finito. No. Che moroso. Oh, non iniziare anche tu, Vai, andiamo e tutti a letto per piacere. Andiamo. E scusa, non ci aiuti a scaricare? Beh, no. E la nemmeno tu? No, ma adesso arrivo. No, ragazzi, allora lasciamo tutto qua così già tutto pronto per la colazione, giusto? Brava, perché no? Dai, Lau, per favore, ma No, guarda. è una bella idea, dai. E Ila, tu domani ti fermi a mangiare con uno spondino come sempre? E invece volevo chiederti un favore. Puoi passare a prendere Lara? Perché non so, ma la vedo un po' distaccata, un po' strana. No, non credo sia un problema, penso sia il suo carattere così un po' introverso. Boh sì, in effetti hai ragione, sono anche fin troppo stanca per pensarci. Allora aveva ragione. Padre che è troppo impegno. Senti, lascia mia sorella fare e non tirarla troppo per le lunghe, veloce. No, sì, grazie. Buonanotte. Ciao. Sì, ma tutto. Ma era una bella idea di lasciarla per la colazione. Ma Leo, zitto! Fai più roba quando stai zitto, Va bene. Vai, zitto. Vai. Sicura? Sì, ok, scusa. Vai. Zitto. Vai. Concentrati là. Che leva là. Beh, però... Dai, basta. No. Tu parli. Era buono l'arrosto. Lo possiamo mangiare domani mattina? Ma che schifo! Ma madonna, cos'è? Un man verso scuro. No, ma dai, no. Ma no, cioè... Che idea? Sì, vabbè, ma senza che ti metti tutto questo tempo a fare tutta sta roba... Ascolta, io ho le mie idee. Sì, dai, muoviti, dai. Oh, Dai, basta. su. Allora ci stavi tu? No, no, certo. Non so nemmeno chiudere la bottiglia. Vabbè.
Leo, yuhu, notte. Sì, ti ho sentita, adesso arrivo. Ragazzi, dai, tranquilli. Adesso vengo io a darvi una mano. Leo, piantala con quel gioco. Piantala con quel gioco, E tu la vuoi piantare e brillare? Se poi papà ti sente, sai come va a finire? Ascolta, domani il mio compito di filosofia e lui non studia. Ma come sento? Ma cos'è che non dovrei sentire? Ma niente, papà. Ma niente, se benissimo quando dici niente, mi do sui nervi. Ma niente, papà, è sempre la solita storia. Hanno compito, lei non studia. Ah, tu stai tranquillo, ci penso io qua, dai. Ja, come vi vogliamo, mia principessina! Ma cosa che dovete studiare? Abbiamo un compito di filosofia. Compito di filosofia? Dopo la matematica, era proprio la mia passione. Sappiamo. Sì, no, mi piaceva proprio, ma cosa che dovete fare? Così stare No, papà, è sempre la solita storia. Dopo tu e lei vi mettete a discutere, litigate. Sempre la solita storia, quindi lascia perdere. Invece, allora dite una cosa seria. Ma sì? Cosa? Dimmi. Praticamente, questa notte Dimmi. ho avuto una sensazione strana. Che cosa? Ho sentito come il cuore battere. Non saprei spiegarti. Ma quanto sarà durato? Ma poco, poi stavo subito meglio. Allora non preoccuparti, dai. E poi scusa, sai, non hai appena fatto tutti gli esami per il rinnovo del certificato di idoneità, compreso anche, sì, l'elettrocardiogramma sotto sforzo? Sì. Allora dai, cosa vuoi? Allora, se proprio vuoi, magari la prima occasione che vai dal medico, gli chiedi, glielo dici, ma vedrai che anche lui, per me è solo un po' di stress. Sì, dai, hai non ragione, preoccuparti. penso anch'io, sì. Piuttosto magari potresti prendere l'occasione per cercare di ridurre un po' tutti i tuoi impegni, insomma, darti un po' calmatina. Va bene, papà, vedrò di darmi una calmatina, Va bene, vado di là. Stai tranquilla comunque? Sì. Semmai, ripeto, al limite, parli col medico, ma Va bene, dai, che sono un papà, po' di va bene, stress. Sì, va bene, vado di là, ok. Oh, signore. E tu? Dai, invece di rimetterti a posto un po' in camera tua, che c'hai ancora il letto da rifare, se dopo quando viene a casa tua mamma lo vede, la senti dopo. Ma se me sta bene così, infine, quella è camera mia o no? Sì, ma se non viene pulito ogni tanto, la puzza arriverà ovunque. Mamma mia. Ehi là! Ma volevo chiederti, anche Filippo viene alla partita e poi alla festa? Ma chi è questo Filippo? Chi è questo Filippo? Dicelo chi è questo Filippo? No, dimmelo che io non lo so. Beh ragazzi, io sono in ritardissimo per allenamento e devo assolutamente andare. Ila, vieni anche tu, vero? Va bene, allora io a questo punto vado, ci vediamo domani, mi raccomando, prima la partita e poi la festa. E ragazzi, voi tutto a posto? Mi sembra tutto bene, giusto? Allora noi andiamo. Leo? Non tirarla per le luci. Come va?
Come va ragazzi con la vostra filosofia? Guarda, no, papà, per favore, non abbiamo bisogno di spiegazioni, per favore, questa volta. No, ma infatti non è che chiedevo, non è che... In realtà io volevo sapere se è tornata a te. No, cioè, di solito quando arrivo mi stai a vedere come siamo messi? Sì, appunto, ma di solito è già qui a quest'ora. Non riesco a capire, se devo essere sincero sono anche un po' preoccupato. Ho deciso di cenare fuori con Ilaria. Guarda, questo è impossibile, è la partita domani e quindi figurati se fa tardi. E poi avrebbe avvisato, dai, conosci tua sorella. Ma avrà avuto un contrattempo qualsiasi. Ma avrebbe mandato un SMS. Ma avrà il cellulare scarico. Ma avrebbe mandato un SMS con quello di Ilaria. Ma dai, ma cosa vuoi che sia successo? Dai, non può essere successo nulla. Dai, appena tirati su, non è il momento di impazzire. Atena! Mister, non respira! Ragazzi, fate largo. Atena! Su, lasciatela respirare. Presto, è in arresto cardiaco. Andate a prendere il defibrillatore. Presto, dai, abbiamo poco tempo. Fate spazio. Io intanto le faccio il massaggio. Lasciatele spazio, su, dai! Presto con il defibrillatore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dai, Atena, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Eccolo il defibrillatore. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Atena, 27, 28, applicare gli elettrodi 29, sul torace. 30. Inserire il connettore degli elettrodi vicino alla spia lampeggiante. Oh mio Dio! Analisi del ritmo cardiaco in corso. Non toccare il paziente. Ma cosa facciamo? Oh mio Dio! Scarica consigliata. Carica in corso. Ma cosa facciamo? Allontanarsi dal paziente. Ma cos'è successo? Effettuare la scarica adesso. Premere il pulsante arancione. Scarica effettuata. A dream, and time's gone by. When hope was high, I left word living. I dreamed that love will never die. I dreamed that gold would be forgiven. Then I was young and unafraid, and dreams are made and used and wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no one untasted. But the tigers come at night with the voices soft as thunder, as they tear you hope apart, and they turn your dream to shame. You spent the summer by my side. You fill my day
displasia aritmogena del ventricolo destro. Questo ho deciso per lei. Colpisce soprattutto i giovani atleti, dai 16 ai 25 anni. È abbastanza rara, ma quando arriva... Sì, quando arriva ci si può salvare solo con il pronto massaggio cardiaco e l'immediato utilizzo di un defibrillatore. Io ho voluto che Atena fosse fortunata. Non è né morta e non è nemmeno rimasta cerebrolesa. Ho deciso che avesse un futuro. Ma la sua vita dovrà cambiare. Basta sport, basta caffè, basta serate con gli amici fino a tardi, basta con la sua vita tutta di corsa. D'ora in poi la sua dovrà essere una vita senza emozioni. E poi le dovranno impiantare un defibrillatore con una batteria sottopelle da cambiare periodicamente. Non potrà scegliere, dovrà accettare tutto questo. Com'è che le aveva detto a te, Ilaria? Beata a te, che non hai problemi. Beata a te, che non hai problemi. E per fortuna che le ho messo in fianco una persona in grado di praticarle immediatamente il massaggio cardiaco. Prova a pensare se ci fossi stato tu, o tu. Basta tardare pochi minuti per i primi danni cerebrali. Basta dedicare poche ore per imparare il primo soccorso. Pensaci. Ma ora torniamo alla nostra storia. Vi avevo promesso che sarebbero state le vostre vite, i vostri pensieri, le vostre emozioni, le vostre storie a determinare le loro. Beh, allora bisogna che da adesso in poi non vi limitiate più ad ascoltare. No, cari miei? Bisogna che il vostro vissuto, bisogna che il tuo vissuto entri nei loro stati d'animo, dia spessore, dia forza al dramma di Atena, all'impotenza di suo padre, al disagio di Maria Vittoria e di Leonardo, alla rabbia di Ilaria, all'imbarazzo di Paola ed Elena, alla sensibilità di Lara. Solo così questa storia non sarà una, ma sarà diversa per ognuno di voi. E sarà vera, perché vere sono le vostre vite. Domani mi terrò matematica, me lo sento, ma perché? Perché sono l'unico che voto solo. Ma dai, allora non è che te lo senti, cioè possiamo dire che è matematico. Perché? Ma perché domani c'è il consiglio di classe, vorrà avere almeno 2 voti a testa. Ma lo sai che su queste cose dare Pignolo? Ma dai, però sarebbe una soluzione. In che senso? Spara? Per l'interrogazione di matematica. No, per favore Leo, non darti alle tue idee, per favore, che già papà ha abbastanza problemi e non mettertici in mezzo anche tu, per favore, dai. Ma dai, non ti preoccupare. Ancora, sempre la solita storia. Non c'è nessun problema. Ma sì, Leo, Leo, per favore, non attivare la tua fantasia, Vabbè, ma sono ascolta, deve riesce a prendere qua. No, appunto, sai, io non c'è. Mamma mia. Almeno lo prenderebbe onestamente. Però questo sarebbe dell'onesto, allora, non capite che io forse rischio di prendere 3?
No, non c'è nulla da ridere, non c'è nulla da scherzare, cioè. Di cos'è che non dovrebbe preoccuparti? Niente, davvero, fida, veramente. Va bene, dai. Cos'è che dovete studiare per domani? Allora, dico io. Allora, Paola ha da studiare per la sua interrogazione di matematica, deve studiare. Invece noi dobbiamo studiare storia inglese. Per l'inglese guarda lì proprio. Però per il resto, matematica in particolare, adesso, insomma, sapete, se avete bisogno, chiamate, ok? Ciao ragazzi. Allora? Allora cosa? Lo sai cosa? Quale sarebbe la tua idea per aiutare la mia interrogazione di matematica? Ah, quell'idea? Sì, quell'idea. No, dai, è molto semplice. Si tratta di colpire il punto debole dell'avversario. Domani devi essere interrogata, giusto? Sì. Bene, allora adesso ti scegli un esercizio, te lo impari a memoria. Poi domani io all'inizio dell'ora chiederò al professore di passare quell'argomento. E poi sai come ha fatto lui? Dice sempre che, cioè, qual è la domanda precisa, punto e fine. Poi a quel punto Mavi, che è la... Io? Sì, tu, cara, alzerai la mano e direi che non ti è venuto l'esercizio che lei ha appena imparato a memoria. Cioè, è il gioco è fatto, lei alza la mano e un bel 7. Cioè, io direi che è fantastico. Ma mi imbroglio? Diciamo un aiutino. Cioè, senti, ormai sappiamo tutte e due che non abbiamo più l'aiuto di Atena. E quindi... Ma e quindi cosa? Cioè... E quindi la vita per noi va avanti, giorno dopo giorno. Ma scusa, perché devo chiedere io l'esercizio quando puoi farlo tu direttamente? Ma perché di te si fida? Ma che cosa dici? Ma... No, ragazzi, allora, io non voglio prendere 3, quindi questa cosa si fa, stop. Cioè... vabbè dai, cerchiamo l'esercizio. Questo? Ciao, Atena. Che fai? Stavo cercando su internet se c'era una nuova cura. Teo, basta, devi fartene una ragione, la vita va avanti, non puoi stare sempre lì. Pensa che saresti potuta morire, invece hai avuto una seconda possibilità. Bella possibilità. Dai, per favore. Io credo che dovresti cercare di cambiare prospettiva. Si vedi, da poco ho finito di leggere un libro. Nessuna barriera fra me e il cielo. A prima vista non c'entra nulla, però se ci si pensa bene... Dai, per favore, non farla. Lasciala parlare, tanto ormai non ho più fretta. Beh, il libro è scritto da una giovane donna, Laura Rampini. Racconta la sua storia. Qualche anno fa ha avuto un grosso incidente d'auto e ora sta su una carrozzina. Credeva di essere finita, invece ha cominciato a lottare. Sì, insomma, per farla breve, è diventata la prima persona paraplegica paracadutista. Cos'è? Uno scioglilingua? Dai, non scherzare. Ti rendi conto cosa voglia dire per una donna paralizzata lanciarsi con il paracadute? Prova a leggerlo. Sì, però non per dire, Lara, però il problema di Atena è che proprio deve evitare gli sforzi. Sì, ma è per quello che prima dicevo che a prima vista non c'entra nulla, però se ci si pensa Ma se ci si pensa ma lasciala parlare. Ma non voglio che ti dia false speranze. Ma che false speranze vuoi che mi dia? Ma infatti io non pensavo di illuderti. Quello che voglio dire, quello che questo libro mi ha fatto capire, è che potresti trovare una forza nuova. Quella donna prima non aveva mai fatto del paracadutismo e nemmeno le interessava. L'ha rincorso dopo, apposta. Non so come spiegarmi. Insomma, dovresti cercare nuove speranze, nuove prospettive, valutarle. Sì, va bene tutto, però questa non è una fiaba, ma è la realtà. No, ma vedi, Lara, sono importanti le tue parole, però vedi, questa è la mia realtà. No, vi sbagliate. No, Lara, vedrete... davvero... Basta. Sì, basta, dai Lara, per favore. Comunque, piuttosto, con Nicola? Poveretto anche quello. Perché poveretto? Perché lui ci ha provato, lui veramente ha provato a starmi vicino. Lui ha fatto di tutto, però anche lui se n'è andato. Puff, dissolto. Bello stronzo. Ma perché? Il mondo non è solo dei forti, ci sono anche gli altri, ci siamo anche noi. Quelli con la battuta un po' in ritardo, insomma... Ci siamo anche noi, abbiamo le nostre emozioni, solo che fatichiamo a farle vedere. Scusami, devi dire anche stronzo. No, ma vedi Lara, sono importanti le tue parole. Prima non avevo così tanti punti di vista, ora ho più prospettive. Vedi, no, era quello. È troppo poco. Ma io vorrei... Dai, basta, per favore, questi discorsi. Piuttosto, chi vuole un bel caffettino? Ila, un caffè.
No, Ila, non mi puoi venire a chiedere un caffè, sai benissimo che mi ricorda la situazione in cui sono adesso. Sai benissimo che il caffè mi è assolutamente proibito e tu mi vieni a chiedere un caffettino. Scusa, volevo creare un'atmosfera di Ma perché sei sempre così? Così come? Così, fai finta che non sia successo mai nulla. Allora cosa dovrei stare sempre lì a dirti, ah poverina vuoi questa, Ma poverina? no, sarebbe peggio. E allora cosa? Ma non è che mi tratti così come una normale. E allora visto che non sei normale, già che ci sei, perché non dici che sei un mostro? Trouble is her only friend, and is back again. Makes her body older than it really is. And she stayed tight, then she went away. No one's got much to say in this town. Trouble is the only way is down, down, down. As strong as you were, pretend that you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I carry you home. I carry you home. If she had wings, she would fly away, and another day God would give her some. Trouble is the only way is down, down, down. As strong as you were, pretend that you go. I'm watching you breathing for the last time. I song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I carry you home. I carry you home. And they're all gone crazy in New York City at night. And someone's good girl was taken for what to lie. Under the stars and stripes, as strong as you were, pretend that you won't. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I carry you home. As long as you are, pretend that you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I carry you home. I carry you home. Ed eccoci arrivati alla vera questione sulla quale volevo che inciampassero le vostre vite. Sì, perché io non ho creato tutto questo così per sadismo.
No, non ho voluto che la sua vita fosse questa così, per un capriccio. No. Il vero motivo per cui ho deciso che questo fosse il suo destino siete voi. Volevo provocarvi un po'. Ma non per capriccio, no, non sono mica così cinica, così insensibile, no. Volevo dare una spintarella alle vostre vite. Poi come avevamo detto, sarete voi a decidere. Allora, ci avete pensato? Quante questioni abbiamo messo sul tavolo questa sera? Qual è, ad esempio, il modo corretto per rapportarsi con un disabile? Chi è veramente un disabile? E poi, quando una relazione tra due persone si può dire normale? Ma ora dobbiamo pensare al futuro di Atena, della sua famiglia, delle sue amiche. Poi sarà lei a decidere, io possiamo solo aiutarlo un po'. Atena, ascoltami. Sì, così, piano piano. Concentrati sui tuoi piedi. Ascoltane il contatto col terreno, ascoltane il peso, i talloni, la pianta, le dita. E adesso risali lungo la gamba. Ascolta i segnali che ti mandano i polpacci, le ginocchia, le cosce. Ascolta i muscoli della pancia, della schiena, del torace, del collo, delle spalle. Ascoltane il peso. E ora proprio prova ad alleggerirli. Li senti sollevarsi? Ecco, adesso pian piano lascia andare una mano, la sinistra, e poi il braccio, e la spalla, e il busto, e una gamba, e poi l'altra, e via tutto il corpo. Sì, così ci puoi riuscire. Ecco, lascia che si liberino, lasciali andare. E ora guarda tuo fratello. Da quando tu hai smesso di vivere, lui si sente perso, senza guida. Se la sua sorella fantastica, vincente, ha smesso di lottare, perché dovrebbe farlo lui? E allora ha cominciato a cercare delle scorciatoie. E guardi l'altro. Eri la sua superwoman. Era così orgogliosa della tua amicizia e del tuo lasciarsi consigliare da lei. Adesso tutto è crollato e lei non sa più come riconquistare la tua stima, la tua fiducia. E adesso, guarda Lara, lei si è sempre sentita un passo indietro rispetto a voi due. Ha aspettato pazientemente per anni che tu la notassi. Lei non ha perso nulla e quindi ti può dare molto. E adesso guarda, li vedi? Quella sei tu. Che cosa provi? Cosa provo? Tristezza, pena, rabbia. Tutti i miei sogni svaniti, anzi, peggio, proibiti. Mi hai lasciata in vita, ma mi hai tolto la vita. Sì.
Sì, ti ho lasciato in vita, ma ti ho tolto la vita. Ma questo è vero se continui a pensare a prima, a tutte le qualità che hai perso, che ora non hai più. Ma pensa a quello che dice Lara. Tu come tutti hai tante potenzialità. Alcune le avevi sviluppate con il corpo di prima, altre non ti servivano e le hai lasciate sopire, ma adesso devi recuperarle, come ha fatto quella giovane donna che è diventata paracadutista. Recuperarle? Con il cuore che mi hai lasciato. Non potrò più provare forti emozioni, non potrò più sostenere lo stress degli esami, non potrò nemmeno più bere un caffè. Sì, ma questo è vero. Se come fai Ilaria, tu continui a pensare a quello che non hai più e non a quello che potresti avere in più. Ad esempio tu adesso puoi capire tutte quelle persone che erano meno fortunate, meno determinate di te, puoi capire i loro problemi, i loro pensieri, le loro emozioni. Adesso quello che ti è capitato ti può dare una nuova forza, dipende da te. Cosa vuoi dire quando dici che dipende da me? Che puoi scegliere. Puoi continuare a restare arrabbiata, a pensare a tutto quello che ti ho tolto, oppure riconciliarti con me, con te stessa, con Ilari e recuperare le tue potenzialità. Devi smettere di pensare al passato. Ora forse inizio a capire. Tu mi stai dicendo che nella condizione in cui mi hai lasciato adesso posso capire, posso cercare di provare quelle emozioni di quelle persone che prima non consideravo. Posso conoscere una nuova Atena, magari più felice. Sì, è proprio quello che ti diceva Lara. Non devi più pensare a quello che non hai più. Adesso c'è una nuova Atena, né migliore né peggiore, semplicemente diversa, con tanti problemi in più, ma anche con tante qualità, tutte da scoprire. Ora capisco, ora lo accetto. Mi hai dato una nuova possibilità e di sicuro non la sprecherò. Vivrò cercando di capire cosa vuol dire perdere tutto. Vivrò ogni singolo sorriso come fosse l'ultimo, sapendo che sarebbe potuto essere non più mio. Allora, tieni. Ti aiuterà a ricordare. Pensi di riuscire? No. Allora sei pronto. Ascolta Tea, era da un po' che volevo chiederti una cosa, solo che avevo paura di ferirti in qualche modo. Dimmi. Beh, te lo chiederò senza tanti giri di parole. Qual è il modo migliore di rapportarsi con un disabile? Beh, insomma, parlando in generale, ci sono tanti... Sì, certo, intendo dire, in base alla tua esperienza, vedi, le prime volte non sapevamo come parlarti,
se spronarti o coccolarti, con il risultato che comunque facessimo non andava bene. Beh, Lara, innanzitutto ero io che non andavo bene, poi sei sicura di dover parlare di modo corretto? Sì, certo, ma parlando anche di piccole menomazioni, non so, una semplice balbuzia o un leggero strabismo, vedi, quando mi succede non so mai come comportarmi. Ora non ridere, però mi è capitato di avere a che fare con un ragazzo leggermente, ma chiaramente strabico. E io volevo guardarlo negli occhi, solo che non capivo quale fosse l'occhio giusto, e allora ho iniziato a guardare altrove. Solo che sentivo che era brutto. Certo che era brutto, perché era falso. Ma allora come fare? Perché, vedi, anche con te vorrei trattarti normalmente. Beh, Lara, vedi, innanzitutto con questo ragazzo penso che hai sbagliato. Dovevi subito chiedere quale fosse la sua normalità, senza tanti giri di parole. E poi, vedi, Lara, le persone prendono come normalità quello che vivono tutti i giorni e appena vedono che qualcosa esce fuori dagli schemi si trovano subito a disagio. È per questo che le persone dovrebbero imparare a vivere, a mettersi nei panni di quelli che considerano disabili, e solo in quel modo non si sentirebbero più a disagio. Credo di cominciare a capire, però allora anche tu dovresti cercare di sforzarti di capire Ilaria, il suo punto di vista. Lo so, con lei sono stata un po' troppo rigida, è vero? Infatti pensavo di chiamarla in settimana e magari organizzare qualcosa tra noi tre. Sarebbe perfetto. Invece, Lara, volevo dirti che ho scritto una poesia e ci tenevo a leggertela. Certo, leggemela pure. Beh, allora, innanzitutto ti dirò che il titolo è Trifoglio. E vedi, diciamo che racconta un po' la situazione adesso, il rapporto che ho con gli altri. Sì, insomma, hai capito quello che mi è successo, ecco. Vabbè, insomma, aspetta, te la leggo. Allora, aspetta che te la trovo. Ok. Mi guardi e mi vedi così. Fiore di trifoglio in un campo di margherite. Ti vedo e mi sento così. Fiore di trifoglio in un campo di margherite. Un tempo fui margherita, petali bianchi, corolla gialla, vivace, brillante, poi d'improvviso il sonno mi prese, ma qualcuno, per fortuna o per sventura, mi risvegliò. La vivacità svanì dallo sguardo, l'anima si fece opaca, spenta. Un tempo ti vidi margherita, petali gialli, corolla bianca, complice e sensibile. Poi d'improvviso mi risvegliai e qualcosa, per sventura o per fortuna, cambiò. La complicità svanì dai tuoi gesti, la sensibilità si fece disagio, imbarazzo. Cosa mi è capitato? Cosa ti è capitato? Guardavamo le stelle, briciole luminose che ci vestivano di desideri. Ora stai così, le mani aperte, arresa al vento della diversità. La mia anima ti guarda e sorride. Ora sa di essere più forte, ora sa di essere più vera. La gioia muore, la felicità resta. Guardami, ti prego, guardami, non ti voltare. Non svetto più orgogliosa e fiera, petali bianchi, pieni di luce. È rotto lo stelo, è reciso il gambo. Ritrovate le radici, non temo più le stagioni, non ho paura di appassire. Diversa per sempre, senza più il mondo in pugno, migliore per sempre, vivo, sì, vivo come un campo di margherite, come un fiore di trifoglio in un campo di margherite. Beh, che ne pensi? Ma è bellissima, ma hai mai pensato di pubblicarle? Pubblicarle, insomma, no, non me la sento, però sinceramente ci avevo pensato, però vedi Lara, poi non conosco nessuno in questo settore, quindi no. Beh, onestamente neanche io ne so qualcosa su questo settore, però potremmo provare a cercare, informarci, non so, mandare qualche mail, cercare su internet, oppure perché no? Mi viene in mente un mio amico, Alvise Viel, vedi, è molto giovane, però anche tanto bravo. Potremmo sentire se ha voglia di musicarla. Ma è carino?
dai, scema, non dico questo, dai, adesso lo chiamo. No, dai, Lara, no. Pronto, ciao Alvise, sono Lara, come stai? Sì, anch'io, grazie. Senti, sono qua vicino ad Atena, non so se te ne avevo già parlato. Sì, proprio lei. No, ora sta meglio. Senti, mi ha appena letto delle parole bellissime che lei ha scritto e pensavo, perché non farle il testo di una canzone? E mi sei venuto in mente tu, che ne dici? Sì, ma aspetta, avresti tempo in questi giorni? Perché sarebbe meglio se tu venissi a leggerle di persona. Ma adesso dove sei, scusa? Ah, ma è proprio qua sotto. Allora, senti, esci dal negozio, vai sempre dritto, gira a destra, poi la prima a sinistra, noi siamo al numero 5, ti aspettiamo. Ma stai già venendo? Ma sei un tesoro. No, non in quel senso, dai, veloce, ciao. Ecco fatto. Dai, Lara, mi hai presa di sprovvista. Ma era proprio qua sotto nel negozio di articoli musicali e sta venendo qui. Sì, ok, Laura, ho capito, ma la figuraccia? Ma di che figuraccia parli? Lo sapremo solo noi. E poi dai, anche lui mi ha spiegato che di solito prima si compone la musica e poi si scrivono le parole, però è entusiasta di provare questa cosa con te. E la figuraccia con lui? Ma senti, di cosa ti preoccupi? Ma me l'ha detto anche lui che non... proviamo a vedere, poi se funziona, chi lo sa. Se faccio la figuraccia è peggio per te? Te lo dico. Sì, ma deve essere lui. Aspettami qua, vado io ad aprirli. Ferma. Speriamo bene. Permesso. Alvise, lei è Tea, Ciao, musicista. Alvise. Non da merette, è sempre un po' matta, ma è innocua. Ormai la conosco. Allora, Lara mi diceva che hai scritto delle poesie e che pensavate di ricavarne delle canzoni. Sì. Ma cosa c'entri? Ma guarda, io c'entro sempre in questo caso. Beh, perché no? Potrebbe anche funzionare. Di solito si fa il contrario, però possiamo provarci. Tanto che cosa abbiamo da perdere? Nulla. Guarda, ti dico subito che non ho una grande esperienza in merito, però poi semmai conosco un paio di amici e quelli di farla ascoltare che a loro volta conoscono molte persone nel settore. Uno è anche un discografico abbastanza famoso. Poi, se va, possiamo trovare una cantante e tutto il resto. Beh, sarebbe perfetto. Senti, falli leggere il tuo capolavoro, dai. Sì, fammi vedere. Va bene, ti faccio leggere intanto il primo. Mi guardo e mi vedo così. Fiore uniforme. In un campo di margherite. Ti guardo, mi vedo così. Cosa mi è capitato? Cosa ti è capitato? Fiore di trionfo. Vivo? Sì, vivo. Guarda, davvero è bellissime, sono delle bellissime parole. Hai ragione, Lara. Senti, leggendone mi è anche già venuta una prima idea di come impostare il lavoro. Facciamo così. Provo a lavorarci un po' su. Se ne esce qualcosa di buono te lo faccio ascoltare. Poi se ti piace comincio a muovermi per trovare qualcuno che la possa promuovere. Che ne dici? Sì, perfetto. Dai. Poi se non ci riesco possiamo sempre trovare qualche altro musicista. Però per me il testo vale. Lara mi diceva che ne hai degli altri, è vero? Sì. Beh, bene, poi dopo potremmo anche pensare ad un album e chissà. Vabbè, facciamo il primo passo intanto. Sì, hai ragione. Sentite, io ora devo proprio scappare, però mi faccio vivo presto. Va bene. Ti accompagno. Ciao, dai, Alvise. ti accompagno. Ciao, Tina. Allora, come ti è sembrato? Carino. Non lui, dico il progetto, insomma. Beh, dai, allora, parlando di lui, innanzitutto devo dire che ha un naso importante, Beh, questo si sa. Però, no, per questa è un'espressione interessante, è simpatico. Ma allora ti piace? Che cacchio mi prendi in giro tu? Mi guardi e mi vedi così, fiore di trifoglio, in un campo di margherite.
pensando? Ti ricordi quando ti parlavo di quel libro? Nessuna barriera fra me e il cielo? Quanto tempo? Appunto. Pensavo proprio a quanto tempo è passato da quella volta. Mi credevo persa, invece adesso si è trasformato in nessuna barriera fra te e la vita. Sì. Ma senti, ma era oggi che veniva premiata la tua canzone? Sì. Ma è andato a ritirarlo al viso Sì, il premio? perché sai che io non posso sopportare forti emozioni, quindi è meglio che... Beh, ma allora possiamo guardarla alla TV, cosa aspetti? Dai, certo. Sì. Mi guardi e mi vedi così, fiore di trifoglio, in un campo di margherite. Ti vedo e mi sento così, fiore di trifoglio, in un campo di margherite. Un tempo fui margherita, petali bianchi, corolla gialla, vivace, brillante. Poi d'improvviso il sonno mi prese, ma qualcuno per fortuna o per sventura mi risvegliò. La vivacità svanì dallo sguardo, l'anima si fece opaca, spenta. Mi guardi e mi vedi così, fiore di trifoglio, in un campo di margherite. Un tempo fui margherita, petali gialli, corolla bianca, complice e sensibile. Poi d'improvviso mi risvegliai, ma qualcosa per sventura o per fortuna cambiò. La complicità svanì dai tuoi gesti, a sensibilità si fece disagio, imbarazzo. Cosa mi è capitato? Cosa ti è capitato? Guardavamo le stelle, briciole luminose che ci vestivano di desideri. Ora stai così, mani aperte, arrese al vento della diversità. Guardami, ti prego, guardami, non ti voltare. Sono un fiore di trifoglio in un campo di margherite. Non temo più le stagioni, non ho paura di appassire, diversa per sempre, senza più il mondo in pugno, migliore per sempre. Vivo, sì, vivo come
Io temo di avervi fatto anche un po' di confusione. È che volevo dirvi tante cose e questo non è il mio mestiere. Io mi occupo di vite. Forse l'idea vera, quella alla quale in fondo, tutte le altre si riconducono, è proprio quella della normalità. Come diceva Atena, ognuno ha la sua idea di normalità che si è costruito sulla base delle esperienze vissute giorno dopo giorno, fin da quando è nato, forse anche da prima. È un po' come per la lingua. A noi sembra normale quella che viene parlata nel paese in cui siamo cresciuti. Ma se vogliamo veramente capire gli altri, dobbiamo conoscere la loro lingua, la loro normalità. Come diceva Lara, dobbiamo sapere qual è l'occhio giusto da guardare. Beh, io ve l'ho detto. Adesso dovete essere voi a decidere. Io devo scusarmi di tre cose. Uno, questi maledetti siparisti, che siccome quel pirla là, no, guarda, ha tirato sotto uno venendo qua. Per cui ci siamo dovuti lui gli era stato detto come doveva gestire i sipari, però non c'era più lui, per cui loro sono andati nel panico e quell'altro disgraziato a un certo punto è venuto a chiedermi dietro cosa doveva fare e così io ho perso l'entrata e loro per fortuna hanno saputo improvvisare benissimo. Devo fare i complimenti a voi che avete improvvisato in quel momento, i ragazzi del tavolo, chiamiamoli così, che hanno improvvisato e hanno coperto quello perché io di là stavo parlando col disgraziato e non capivo. E poi devo anche fare i complimenti ai due fratelli Mauro e Fara per come hanno gestito quello sparecchiamento, sono andati avanti 10 minuti a improvvisare, non so cosa fosse successo, ma sta che ci avevate preso gusto e noi di là Poi devo scusarmi per un'altra cosa, tutto questo settore qui, ho cominciato da Don Lorenzo che era lì così
Ma ti ho fatto vedere la luce, cosa vuoi di più? È che è successo un piccolo inconveniente e dietro, forse io per prima, adesso non so chi sia stato, se forse anche io, abbiamo dato un colpo al cavalletto col faro che doveva abbagliare, per cui doveva essere portato al centro e quindi abbagliare un po' ma meno, invece si è girato. Poi da qui riportava. C'è una terza cosa della quale volevo scusarmi. È lì Alessandra. Puoi dare tutte le luci che hai. È il suo compleanno oggi. Che oggi mi aveva minacciato di brutto, ha detto guarda provaci e adesso non so se da lunedì mi fa entrare a scuola, ma dopo se abbiamo... Allora, i simbalisti vogliono fare il loro mestiere. Siete? No, perché? Siete? Paristi? Va a vedersi se Paristi si buoni di là. Ma dove siete? Cosa fate là? Cosa facciamo? Ma porca miseria, che siete? Arriviamo. No, voi sapete che c'è questa tradizione che alla fine noi ne mettiamo uno qua e poi se si paristica voglia che ne porta un altro in fondo. Dove si finì? Là. Eccoli! Uno lo dovete portare in fondo e poi come abbiamo detto prima sarete voi a decidere. Grazie!